È un'occasione per celebrare anche l'impegno, la passione, la dedizione degli studenti sapientemente guidati dai loro insegnanti per acquisire una maggiore sensibilità dal punto di vista ambientale. I lavori che hanno portato avanti, che hanno realizzato, servono a loro per capire meglio il senso delle cose che fanno, ma anche per conoscere fenomeni e problemi che riguardano il mondo intero e per capire anche come possono dare il loro contributo nel loro piccolo. Io credo che iniziative come questa, anche realizzate in collaborazione con realtà del territorio significative, possano servire per far maturare meglio la coscienza civile ed ecologica dei nostri studenti. È stata sicuramente una manifestazione molto interessante e molto bella, soprattutto perché ha dato possibilità di far conoscere il lavoro di questi ragazzi e la sensibilità di questi ragazzi e l'ingegno e la versatilità. Confidi per l'impresa assieme a Confimpresa Euromed sono lieti di avere sponsorizzato questo evento in maniera fattiva e quindi siamo veramente contenti di questa manifestazione. Oggi è stata davvero una giornata particolare perché abbiamo avuto l'occasione di entrare definitivamente in contatto con i ragazzi che sono stati davvero bravissimi, hanno lavorato su temi particolarmente ostici e difficili, in presenza peraltro del nostro Paese di tanti negazionisti che certamente non vanno bene alle politiche che si dovranno fare per contenere il riscaldamento climatico. Questi ragazzi invece hanno dato prova di essere attenti, presenti, hanno studiato, sono stati accompagnati bene dalle loro insegnanti, la professoressa Tesei, la professoressa Tuttolomondo, sono stati bravi. I lavori sono stati valutati attentamente e premiati appunto per questo. Speriamo che si continui con la seconda edizione, loro saranno parte principale anche della seconda edizione. Grazie. Sono Alessandro D'Agro e questa è la classe terza C. Volevo dire a nome di tutta la classe che siamo veramente fieri e soddisfatti di aver partecipato a questo contest per sensibilizzare a tutte le persone di qualsiasi età e generazione che bisogna salvare il nostro pianeta per noi e per le nostre future generazioni, perché prima di tutto veniamo noi e il nostro pianeta. Vuoi dire qualcosa? Abbiamo parlato tutti di vari argomenti, ad esempio io ho creato un Kahoot con l'app Kahoot, ovvero un questionario. Io l'ho fatto di 10 domande a tema cambiamento climatico, ma c'è anche chi ha fatto un video alla Valle dei Templi dove sensibilizzava questo discorso parlando delle sorelle Sant'Onofrio, o chi ha parlato dei rigassificatori e tanti altri argomenti. Inoltre per questo sta a indicare perché noi, anche ragazzi diciamo giovani, 13 anni, la media di 13-14 anni, abbiamo preso a cuore il problema del cambiamento climatico e stiamo combattendo, stiamo mettendo tutta per combattere questo problema che è pubblico di tutti. C'è anche chi ha fatto dei disegni molto belli, sono all'incirca 3, che si possono mettere anche delle magliette per farli diventare veri e propri simboli. Per un'associazione si può creare un domani, sono davvero molto belli. Volevamo concludere con uno slogan di Elena che ha accompagnato il disegno che ha fatto. Vogliamo dirlo? Mettiamo a fuoco il problema.